Musica, il signor Enrico Guarneri Litterio, base, eccolo. Buonasera. Prima strofa, vai. C'è cucchianci e così via, c'è quacchiana soprantina, piove seste va giù. C'è chi sbatte per il mutuo, cosa fa se fa cornuto, c'è chi ricco e merutuo. C'è chi va dallo psicologo, Ah sì? così pendi e si fa monaco. E poi chi c'è? Protesta fa benzina, c'è così ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto è mia, tutti! A mia, un nemico mi scitica. A mia, Sì? mi rilassa la musica. Dici un proverbio a conte ruffa ruffa, ci vanno mezzo quega non ci muffa e canta la mia. Un nemico mi scitica. Che succede con lei? A gente vostra da musica. Giusto. Sogno tranquillo e faccio una bella vita. E dove se ne sta? Sdraiato soli con una zazzamita e canto a mia. Dove mi piove mi scivola. Anche in italiano, tutti! Laira, laira, laira. Seconda C'è strofa! spara e poi si spara, Vai. così rondi a sciddare e chi incrocca per lo stress. C'è quel incubi che fricchio, c'è invece ciaudicchio, chi si pettina col flex. C'è chi fa sesso acrobatico E poi? va dall'ortopedico. Ah, ho capito. Così tu fai la sabarca, che il telefonino spacca perché lei non la fa più. Ma tanto è mia, tutti insieme! La mia, Vai! un nemico mi scitica. Leggero, Che cosa fa leggero? volazzo come una follia. E ma non te sacchetti sempre leggi, mi sdraio su e mi ammoppo mezzo chilo in sveglia mia. Un nemico mi scitica. Il vento Che fa? sopra il grano mi dondola. Estate zitta di coppo mi lascia. Ma che Sono miseria! frutangiglia e canto tanto poi mi passa via. Il signor Litterio Scalisi! Eccolo qua! Grazie! Guardi là, bentornato Litterio! Grazie, grazie, Un cartellone Grazie. in fondo alla sala del Teatro ABC. grazie. Mi Ti sento? Ti sei arricughiuto? Mi sento? Sì, si sente, ti sente. Bentornato Litterio. Ti sei arricughiuto? Signora Rosa. Chiede il cartello, si arricugghio? Beh sì, certo, no? Ecco, dai. Che è stato incontinente. Dove è stato? Incontinente. Va bene, sì. Sono stato a Roma, Sì, sono stato a Napoli. sono stato. Ma che lei c'è aiuto? Sì, ci sono stato anch'io, Dai, ma non con bene. lei. Vabbè, sono stato a Napoli, a Ho Roma. conosciuto presentatori, Come? con tutto il rispetto, Per no, come dire. lei. Lo so, lì sono più bravi, Ho sono più conosciuto belli. Magalli, ho conosciuto a Guardì, Sì. ho conosciuto un sacco di gente, Sì. gente importante. Lo so, gente Con tutto importante. il rispetto, no, come lei. Ah, certo. Signora Rosa, che gente, ma non solo importante e brava, ma belle cristianazzi alti. Soprattutto che non quello. come lei. Soprattutto, però le dico una cosa, guardi, con me lei può parlare vis-à-vis. Sì. Lei può parlare con me vis-à-vis. Parlo come chi è? Cioè? Chi è sto vis-à-vis? No, vis-à-vis, cioè faccia a faccia, ci guardiamo negli occhi. Se fossi stato troppo alto, lei come avrebbe fatto? Beh, ha ragione. ha ragione. Almeno ci guardiamo negli occhi e Così ci sappiamo siamo nella sentire. stessa musica. Va bene. Allora,
No, sono contento che lei sia tornato, quindi adesso non parte più, farà le sue tournée in questo momento regionali, poi in dopo Sicilia. si tornerà di nuovo al nord. Allora, che succede? Donna Rosa, Che? ma come potremmo ridere? Io non so, ha ragione. Rosa, con questo momento di crisi. Lo dicevo prima col sindaco di Aci Bonaccorsi, loro sono virtuosi, a Periperi c'è un inferno, no? C'è l'inferno, c'è il sindaco di Aci Bonaccorsi che è un mio amico, Lo so. Dottore Torrise, di Mauro. Di Mauro, c'è l'assessore, grazie a Messina. Sì, no, lo sa, è che è così emozionato. Io sono di casa del Sì, lo so, lei fa una stagione teatrale anche, sì. Come no? Certo. Molto. Allora. Signora Rosa, io non lo so, è un momento tinto proprio, tinto. Sì. Che? Che? Arrivò una lettera a casa. No, scusi, noi siamo qui per sorridere, lei si mette a piangere, io capisco che è un momento delicato, però... un momento di commozione celebrale. No, va bene, quella speriamo mai, però capisco anche la commozione sentimentale, però che è successo di così grave tanto da indurla al pianto? Perché questa cosa la induce al pianto? Che mi hanno licenziato. Ah, questo mi dispiace. L'hanno licenziata? Non solo mi hanno licenziato, signora, ora mi arrivava una lettera. A casa? Dell'Inps. Una lettera dell'Inps. Dice che volevano chiudere nella cascia. Scusi, le è arrivata una lettera a casa nella quale c'è scritto che la vogliono rinchiudere dentro una cassa? E non capisco. A mia mi occupa il cuore. Dentro una cassa è brutto, mi faccia capire meglio. Dico, non solo mi state licenziando, ma mi state buttando in mezzo alla strada, meno male che c'è lei, signora. Grazie. Meno male, mi prestassi 50 euro. Hai visto? Lei deve, come dire, affidarsi a me, ma non solo per chiedere soldi. Quanto guadagna? Quanto guadagna? 41 euro al mese. Vanno bene, no? Una ca? 60 ci metto di benzina a piscina. Comunque, signora Rosa, mi faccia capire, la vogliono mettere in una cassa? Non capisco, mi spieghi meglio. Ecco, mi avete licenziato, lasciatemi nella mia disgrazia. Certo. Voi che state mi mandate una lettera dove mi dite che mi dovete chiudere andare a cascia mia. Ma che cascia è? Non lo capisco. Non lo so. Che c'era scritto? Legga bene, si ricordi? Lei sarà messo in una cascia. Una cascia di disintegrazione. Una cascia di disintegrazione? Una cascia di disintegrazione. C'è spurtellino, spurtellino. Fate l'applauso. E ovviamente, essendo anche voi persone intelligenti, avete capito? Ma che cassa? Scusi, la vogliono mettere in cassa integrazione. Ma questa è una cosa, come dire, non del tutto negativa, nel senso che adesso... No, adesso... Non posso sfogarmi. Mi faccia spiegare meglio. Essere in cassa integrazione vuol dire che adesso le arriverà uno stipendio, un minimo di stipendio a casa senza lavorare. Minchia. Sì. Scusi, la cassa integrazione è questa, cioè l'hanno licenziata, è in attesa che lei possa riprendere il suo posto di lavoro, le arriverà a casa, comodamente a casa, un minimo di stipendio senza lavorare. Buono. Certo. Buono. Io non lo sapevo. Glielo sto spiegando io, non è una cassa dove lei occupa, si chiama cassa, questo è un ammortizzatore sociale, Un ammortizzatore, come della macchina. Esatto, questo modo. Ho capito. Per parare un po' di colpi. E allora? Niente, io invece preso dalla disperazione, dal dolore. Questo è grave, da questa cosa disse... Quando uno è triste, signora Rosa, si ricorda magari di tutte le persone, di tutti gli amici, c'è questi momenti. E allora io, quando mi arrivava questa lettera, mi sono scorreggiato, signora Rosa. Ma veramente... Io capisco che lei è in cassa integrazione. Quando uno non riesce a trovare la forza di reagire... Che fa? E si scorreggia. Certo. Sì, anche, può succedere anche quello. Dico, perché no? Perché è uno sfogo. Uno sbaglia. Senta, scusi. No, chi ha? La reazione non deve essere. Uno si scorreggia. No. Si scoraggia. Bravo. Ma il suo sistema funziona. Certo, perché io glielo indico o prima o in mezzo o dopo. Esatto. E allora in quel momento che avevo questo grande dispiacere, questa grande tristezza, pensai al mio compare Lollo. Dico, ora lo vado a trovare, che sapeva che stava male. Giusto. Perché l'ultima volta che ci aveva mandato una lettera dove mi diceva che stava male, dico, lo vado a trovare. Un viaggio, signora Rosa. Perché sta lontano? 28 chilometri. Come un viaggio, 28 chilometri? 28 chilometri, mi rusbigliai prima, o io rusbigliai io.
Mi preparai una vasteduzza, sì, c'è mortadella, bravo, un'altra vasteduzza con formaggio, giusto, poi mi portai 4 cuccettette d'olive a parte, così, mi fece di mattina un pisce rovo. Anche, scusi, forse i giovani non per i sanno più giovani, cos'è un pisce rovo? Perché ho visto qualche giovane e ho detto, che è un pisce rovo? Il pisce rovo è una frittata di uova, con le uova, sì, metto un po' di formaggio, un ufficio bello così, e un facai a mezzo una vasteduzza. Ogni vasteduzza era 250 grammi, sì, 750 grammi di pane. Ma giusto per gradire, insomma. Mi portai anche un poco di vino, sì, ma soprattutto mi portai una bella bottiglia di acqua, perché io sono un grande bevitore. E questo di è giusto, bisogna bere molta acqua, sì, questo vale per tutti. Mi piace l'acqua frizzante. L'acqua frizzante, bella, con le bollicine. L'acqua frizzante con le bollicine. Sì. Mi piace assai. Sì. E mi portai i bustini di chi deve mettere in cielo che diventa frizzante. Come una volta. Come no? L'idrolitina, Idrolitina. Sì. Mi portai un pacco di idrolitina, sta bottiglia che sta con sto paio. Bello. Chi è più grande se lo ricorda, la bottiglia con stupaglio. Ma ricordate che la guarnizione di gomma, che tu ci avete poi, sì. Allora, parto con due macchinoni, a principio non tagliava curve, non tagliava pericolo, non tagliava scaffe. Dopo circa, che ancora non ho detto niente, qualche 9 chilometri avevo fatto. 9 chilometri aveva fatto, 9, 9 chilometri da macchina, i pistoni che mi detto che a 600 c'è un motore di dietro. Sì, certo. Lo specchietto del retrovisore non mi deve il pistone a casa un tavolo. Era sotto pressione la macchina. Mi fermai in una curva mallatai, c'era un muretto alto così, largo così, mi ci mise a cavallo, da sotto c'era tutta una vallata di verde. A me mi piace la campagna, bello. Ma è amena. È ameno di più, non c'è importanza. Che? No, dico a meno di che? Dico, il paesaggio della campagna è ameno. Di che cosa? Rispetto a cosa? Non ho capito. Me l'avevo scordato. Ma lei che si pigliava un vizio di vivere? No, non bevo assolutamente. No, è ameno, è bello. È bello. Le dico anche una cosa ancora più bella, guardi, così impara. È un paesaggio bucolico, è bucolico. Le campagne, Virgilio, i ricordi della scuola. Mi mise a cavallo ad un muretto, mi mise a mappina davanti, ho aperto le 3 pagnottelle di 250 grammi ciascuno, mortatella, formaggio e piscio d'uovo. Meraviglioso. Allora, un muzzoconello qua, un muzzoconello là, e piglia un cuccettello d'olivo, e piglia una feduzza di mortadella, mi sviluppò un poco di sete. Certo, dopo tutto quello che ha mangiato, è chiaro. Ma una bella sete, che tu dici, ora mi ricrio. Sì. Mi piglio una bella bottiglia di acqua di 1 litro, costa peggio che la bonnettina di gomma che trovate così. E che adesso un po' contare ora qui. Sì. Avevo troppa voglia di cose frizzanti. Certo, ci vuole. Quando uno si sente pesante... Che non l'avevo provato mai. A me piace provare cose nuove. Sì. Ma troppo nuove? E che poi 3 bustine di trolletina. No, 3, scusi, ma come 3? Ne basta una. No, 3. Vede che anche Paolo che si ricorda l'idrolitina. La facevate proprio a Bologna. Gazzoni, era proprio idrolitina Gazzoni. Chi ti piglia sempre 3.500 euro? Sempre. E chi da crisi se ne furta, quello, vede, quando fanno il paniere Istat, il primo dato è il suo, nel paniere Istat, il primo dato è suo, stipendio tropea. E io per paniere? Il paniere Istat, dove ci sono tutti i prodotti della sociali, prego. Prendo 3 bustine di idrolitina. 3 bustine, 3? Da macchina avevo il giornale, scegliai mezza pagina del giornale. Mezza pagina, le 3 bustine e via e da. Rapo l'acqua. Sì. Mise un foglio del giornale a cannolo. Sì. Piano ciubiai. Certo. Tempo di chiudere. Bisogna chiuderla subito. Ve lo ricordate subito, chiuderla, se no sale. Come ho chiuso la bottiglia. Ora scommetto che non ci credono. A bottiglia di litro. Facevo... In ebollizione. Che mi scandava ad aprirla. Certo. Questo qua come a rapo, sai che succede? Però a vederla frizzare, mi veniva sempre così. Sì. Che arrivato a un certo punto dice, ma che cos'è? Ma che mi scando? Cadagna la rosa! Via! Siamo picceriti! Assolutamente no! Ma non cosa da fare, se fai? Giusto! Che rapo da bottiglia, manzi con
Mamma mia, ragazzi, è terribile quello che sta raccontando. Come se io lo stessi vivendo proprio a proposito. Signor Rosso, uso un sefone che non ho senso. Sì, certo. Mi sembra da naso. E c'è la stessa pressione, è chiaro. Perché non fai un altro? Certo, certo, perché se no usciva tutta l'acqua, è chiaro. Allora i Purtusa diretti... Sì. 3 sono. 3 sono. Sì. No, gli altri sono indiretti quelli, no? Sì. 3 sono diretti, diciamo. I Purtusa diretti sono 3. 3. E sono chi da Uca 1, chi da Naso 2. 2, sì. Dice, ma ci sono chi da Ricche, ma non c'entra. Non c'entra. Perché un meccanismo non è uno. Non sono collegati. Chi da meccanismo, una volta che hai un duplo, chi da Naso. Sì. E un duplo chi da Uca. Certo. Che vuole dire? Tu gas di una neve. Ecco, questo è il problema. Cari amici telespettatori e cari amici spettatori, il problema è questo. Il gas da dove esce? No, la Rosa. Mi dice come se mi calai una cosa nello stomaco. Lo stomaco dice... Sì. Lei lo sa che cosa si cantano nelle opere liriche? Cosa si canta nelle opere liriche? Tante cose, non so a cosa si riferisca, però... Le arie. Le arie, sì. Ecco, vabbè, sì, le arie, sì. Giusto, sì, le arie, sì. Paolo, è giusto? Certo. Le arie sono il pezzo principale delle opere liriche. In quel momento... Che ha fatto? Fece la ita traviata. Ho fatto un'aria. Un'aria. Ma un'aria che sogno vivo per miracolo. Sì. Perché da sotto c'era un burrone. Sì. Mi sollevai tanto da muretto. Pare che era un missile che stava partendo. Certo, perché la pressione è forte, la pressione è forte. 79 kg peso. Una specie di cosa a reazione. Sì. Mi scantai, mi leva la bottiglia d'acqua. Sì. Tutta vallata, certo, la vallata si è risvegliata all'improvviso. Tutta la vallata. Tutta la vallata. Hanno partito più di 1000 uccelli. Sì, certo, stava raputata la caccia. Sì. Sì. Che mi fece venire da Niche Pane. Certo. Ma mugliai tutte cose, mi tornai a mettere nella macchina, partì. Sì. Si erano fatte le 11. Le 11. Le 11. Mentre sto camminando nello stradone, che ancora, signora Rosa, mi sentivo oltraggiato. Come? Mi sentivo ammaraggiato. Va bene, adesso è meglio, sì. Mi sentivo male. Male, ho capito. Piglia in disa la macchina che non l'aveva fatto mai. La sua? La mia macchina cominciava a tossiare. Anche a copice di tosse. E adesso che cosa sta succedendo? Io disse, per bacco. Scusi, lei ha detto esattamente o per bacco? No, veramente disse, minchia, che sta succedendo? Ma non c'era bisogno di sottolinearlo, deve dire no, ho detto un'altra cosa. Volevo essere più raffinato. Lo so, ma io, siccome la conosco... Hai capito? Però è bello, scusi, e poi ci ritorna, è molto bello il rapporto che lei ha con la sua macchina. Una macchina. Perché per lei è come se fosse una donna, come se fosse un essere vivente. Signora Rosa, ci parliamo. Esatto, lei ha Io detto, e lei ci parliamo. La mia macchina aveva la tosse, come se fosse proprio... Esatto, una donna. Cominciava a chiusare un po' la temperatura, perché io ho visto la lancetta che si isava. Sì. Disse, ma che sta succedendo? O per dingi, o per bacco, ma come può essere? Manco piccichiso, pa. Fine. E s'assutavo. Fece provai. Pigliai la chiavetta da Simmental, che io ce l'avevo poi, perché... Senta, ma perché la chiave? La chiave l'ho persa. Ho capito, ma con la chiavetta della Simmental... La chiave da Simmental mette a moto, preciso. C'ha secondo 4, giro 4, piglia la vetta, Una volta si faceva così, veramente. Niente. Scino, alle 11, sotto un picco di sole che non c'è dico. Ammutta la macchina, metto un poco la carrata, disse, ma ora come faccio? Ero in mezzo a una strada, troppo lontano per tornare indietro, troppo lontano per andare avanti. Certo. Disse, ora aspetto che passa qualcuno, mi faccio dare un passaggio e me ne vai al paese. Sì. Vai donde mio compare Lollo, là doveva mi andare. faccio portare da un meccanico, ci faccio una telefonata, vediamo che cosa fa. Certo. E passavano i macchine da due stradoni a dire che c'era un cornuto che si fermava. Va bene, ma... Va bene, ma mi vede che sono... Non lo vedi che stai con macchinone di chi dov'è? Cioè, passavano i macchine... Si fermava.
Scusa, no. Ma come già essere? Certo. Ah, quindi se sta macchina vai a... Scusa, cornuto. Ecco, giusto. Questo risolve tutto, Bravo, bravo. Passavano altre macchine, scusa, cornuto sei. Sempre così, cornuto, va bene. Sì. Allora appunto che mi componeva e quando ci faceva prima. E non si fermava. Sì. E non si fermava. Erano, come si suol dire, corna propedeutiche. Ce le facciamo prima e ce le facciamo. Certo. Fino a quando finalmente Piggy si fermò. Sì. Si fermavano con un macchinone. Ah sì? Oh. Che macchina era? Era una Mercedes. Mercedes. Una Mercedes di chi che vanno fuori strada. Ah, SUV. SUV. Che SUV? Scusi, lei cosa ha detto? Era una Mercedes? Di queste che vanno fuori strada. SUV. Si chiamano così? Sport Utility Wagon. Se questo lo avessi detto io a quel signore, chi non mi avesse risposto, oh cac. No, le avrebbe detto bravo, va bene. Mare. Questa macchina che ha buttato a terra? Il mica tendere. Vabbè, adesso si butta le carte a terra. Vabbè. Allora è passato questo signore. Si ferma questo signore. Con questa macchina grossa, sì. Cala il vetro, dice desidera un passaggio. Certo. Ciao, passo che era per sport. Dice, se non si dia, devo arrivare nel primo paese. Sì. Dice, prego. Si accomodi. Era per sportello, ci voleva a scala per chianare. Sono alte. A chianare una macchina profumata, silenziosissima. Chiuso lo sportello, tale, dice, grazie, che sto fatto. Dice, prego, si immagina. Grazie di sia mezz'ora che sogno da... Non c'è stato un cornuto che si è fermato. Il primo è lei. No! Ma come? Scusi. E gli scendi? Ma certo! Io ci pensai dopo. Certo! Gli scafazzai i fracci. Ma certo, un cornuto, prima è lei, scusi, quello non so se è fermato. E mi ha fatto scendere. Ha fatto bene. Me ne tornai un'altra volta andare a macchina. E intanto cominciavo a sudare. Era caldo? Ma cominciavo a spogliare. Da lontano Piggy ha visto arrivare dopo qualche minuto una macchina bella, piano. Siccome era da Calatede, piano. Disse che sarà uno che mi conoscevo, che mi avrà visto a televisione. Può essere. Mi ha chiesto che mi faccio. Era più sportello, perché non ce l'aveva apertura. Era più sportello. Dice, vuoi un passaggio? Dice sì. Dice benissimo, dice stai magari io a paese. Dice magnifico, che stava chiamando. Dice no, dice dove sta andando? E dice che faccio? Mi metto un dopo cofano, mi metto un dopo portabagagli. No, dice facciamo mettere la benzina prima. Ma come? E dice scusa, ma lei sta vedendo pompe di benzina qua vicino? Dice no. E dice allora dove la pigliamo? Dice già. E indicava la mia macchina. Dice allora? Dice pigliamola. E come la pigliamo? Ci penso io, è organizzato. A più un cofano. Pigliamo un tubo tanto, che era qualche metro e mezzo, una bottiglia di 2 litri. Dice andiamo. Arriva un dono al serbatore, rapido. Dice avanti, dice calò il tubo. Dice ce n'è, io ci ho fatto un piede. Bravo, Ho chiesto al mio compare. Avanti, dice... Prego, stia attento, Dice a sua casa. Ma io pare che me le chiamo, vabbè, però quello si deve fare. Fermi. Fermi. Vada avanti. Io ci disse solo, ecco. Dice qua... Dice bisogna tirarla. Tirarla, ecco, bravo. Dice, io non l'ho tirato mai. Bravo. Io devo fare, dice, io sì. Ma un passaggio lei vuole? Dice sì. Ce l'ho la sua casa. E io signor La Rosa. Io signor La Rosa. Che cosa ha fatto? Che dovevo fare? Non lo so. Però capisco che doveva farlo per usufruire del passaggio. E allora? Che mi mise tutto buono. Sì. A benzina pronta. Sì. Mi mise... sì, le viene da ridere. Mi viene da ridere. Certo. Perché ancora avevo l'idrolitina andata a panza. Ecco, sì. Poi quando si fanno queste cose, sa sapere fare. Certo. Perché ci vuole controllo, devi tirare ma non che ti tutto uscito. Ora, siccome io non l'avevo fatto mai, ma abbiamo tutto uscito.
Nella Rosa, abbi un coppo, ecco. Maria Santissima. Sì. Il primo uccata, ma calai direttamente io. Ma no, ma che brutto! La benzina. Chiamavo tranzaccaio, si inchiava benzina, si inchiava la bottiglia, si sta chettando! Dice, un momento, dice, un tubo, ti lascio il tubo, di uno, quando ne mettere in Ma non è possibile, non è possibile. Terrai il tubo. Bravo, meno male. Chiedo, con quella bottiglia di 2 litri, c'è la button del suo serbatoio. Sì. Era più qua, non parteva. Dico, ma allora non era la benzina? No, c'è ancora che c'è scendere nel carburatore. Deve arrivare nel carburatore. Niente, non parte. Dice, sarà ingoffata perché... Sì. Dice, mi dà il suo tubo, mi dà la bottiglia, lei dice, avanti, dice, mi dà un corpo a strappo che partiamo. Sì. E a me da cosa mattanava che ruttava da benzina. Si era bevuto la benzina. Meno male che non fumo. No. Mi ha domani una sigaretta, prendeva a fuoco tutto. Ma veramente? Sì. Basta, arrivato a un certo punto, dovevo andare al paese, mi metto dietro a spingere. Chi sto Macarino con sportello aperto, ammuttiamo tutti e due, poi io di corpo salviamo una macchina, si carica un corpo di secondo, mi scivava la mano con il fazzoletto da lato, mi fece così. La salutare? E me lo saluta. Là. Allora, che dovevo fare? Me ne tornai in da macchina, ero stanco, distrutto, avvilito. Questo se n'era andato con la sua benzina. Amareggiato, ma settai in da macchina, mi sdraiai, pigliai un fazzoletto, disse mi riposo un po'. Certo. Forse mi appennecai, la stanchezza, a benzina, forse concilia il sonno a benzina. Può essere, sì, può essere. Può essere, perché mi sentivo tutto strano. Era un po' ubriaco. Un po' ubriaco di benzina. Che poi era di Chidda Verde. Quindi ecologica. Ecologica, precisa, certo. Ma addormento. Manco passa mezz'ora, piglia mi sento tupuliare in tetto della macchina. Ton. Garappo l'occhio a polizia. La polizia controlla, c'è. Di questo alle che? Sì. Capoletta azzeccata che? Sì. Nella Rosa, con ogni pistola tanto. Gli cinturone. Sono poliziotti in divisa. Dice lei lo sa? Che non si può fermare qua? Sì. Cioè, se guardi, io saccio. E la macchina che lo sa. Sì. È e vero. se non faccia lo spiritoso. Certo. Sì, io campo così. Avanti, ci scenisse. Librette patente. Io c'hai una fotocopia. Ma perché? Cosa? L'originale non ce l'ha. Non l'hai avuto mai. La fotocopia. Do librette a fotocopia della patente. Vabbè. Io dico, dice, ma che mi sta dando? Certo. Dice, questa è carta straccia. Dice, lei mi deve dare gli originali del libretto e della patente, ha capito? Sentaci adesso. Io, come ci parrai? Che mi sauravo. Dice, ma lei che minchia sa dove? Certo, perché quello fa il controllo. Prova del palloncino. Sì, certo, prova del palloncino, perché subito il poliziotto si incuriosisce, si insospettisce, è chiaro. E allora? Prova del palloncino. Prova del palloncino, giusto. Sto palloncino. Sì. E non si muova, arranca, e mi mette in bocca. Sì. Dice, prego. Gonfi questo palloncino. E mi mette a fungare io. Ad un momento preciso, la Rosa, piglia e ci arriva una chiamata. Sì. Sono avanti, pronto? Già che rispondono con la macchina. Con la radio. E io continuavo a bungare. Quando questo finivo, si girava, io fa, ma cantava, mi scandai. Che cosa? Sì, il palloncino parte, no? Perché c'è l'aria dentro. Mi parte il palloncino quando uno nasce disgraziato. Che un albero c'era, uno. Non si fermava un dall'ultimo ramo da sopra. Quindi sfortunato fino in fondo. Nessuno va, dice, ma lei dice, cosa ha fatto? Ce lo vado a prendere. Dice, che vado a prendere? Che sono un uccello che vado a prendere là. Dice, lo vado a prendere perché era l'ultimo che avevamo. Sì, giusto. Ma come c'hanno dall'albero che era auto 6 metri? Dice, venga qua. E si mise un marasciallo da così. Sì, ho capito, hanno fatto la scaletta. Hanno fatto la scaletta. Ma io non lo capisco. Visto, a chi che si mise così? A chi che c'è chiamato un godo? Sì. Ma che è un gioco erotico? Ma che gioco erotico? Che fanno i giochi erotici? Dice, avanti, mi mettessi un piede qua. Sì. Un piede qua e poi sale sulle spalle del mio collega. Sì. Io.
a petto nudo. Io c'avevo un biondo a petto. Va bene. Sudato. Acchiano sopra il maresciallo. Acchiano sopra il brigadiere. Sì. Ma lì puntò il zucco. Do tronco. Nel tronco, un zucco e un tronco. Mi abbranco, signora Rosa, tutti e foglie. Sì. Si cominciano a staccare. Mi impiegarono tutto d'un colpo. Arrivo tra i rami. Cerco da chiamare. In quel momento che stavo arrivando a pigliarlo, chi ci arriva un'altra chiamata. C'era stata una rapina che l'hanno ammazzare, non sa più uno. S'avviano sopra la macchina di urgenza, partono. E lei? Sopra l'albero. È rimasto sull'albero, lassù, piantato. 6 metri in dall'aria. 6 metri. È sfortunato, È una brava persona, ma è sfortunato. Secondo piano, 6 metri. Sì. Manco passa un quarto d'ora, signora, se io fermo assettato sopra il ramo di sopra. Non passa una macchina dei carabinieri. Anche. Chi erano poliziotti? Sì, quindi un'altra carabinieri. Un'altra arma, l'arma dei carabinieri. E chi si fermarono secondo lei? Perché hanno visto la macchina? No. Perché? Perché dovevano fare 2 gocce d'acqua. Va bene, ma come vado a pensare io queste cose? Come ci devo arrivare? E se ne vanno a farla giusto no tronco. Giusto, Uno si fermava vicino alla macchina, l'altro scendeva. Dico come un supertivo. Va bene. L'uomo, lei lo sa, l'uomo fa così, l'uomo un po' spaccone. Io disse, guarda, sa che ne... Ehi! In 100 pere, sì, chi ti morto. Ma per cortesia. E spatti per non bagnarsi i scarpe. Sì? Allora, prima si appoggiava con la mano in do tronco. Vabbè, questo fa parte anche del genere maschile, appoggiato. Sa un piede anche. Così. Ma se hai il stuale di cuoio, magari che si bagnano, che ci fai? Va bene. Niente, visto tutta questa cosa così, appena finivo... Vabbè, così. Stavo l'occhio e mi viste. Certo. Come mi viste, fu un corpo, fa una corsa nel suo collega e ti fa, guarda, c'è che animale è, Tito. Rivolto a lei. Come che animale è? Io avevo tutto il pelo dietro. Certo, perché lei ha il pelo. Non è come me. Tutti i panni imbocati. Sì, certo. Dice, che animale è? Che animale è? Che dice farci? A me mi pare un animale dell'Australia. Come si chiama sta animale? Il koala. Il koala, sì, è quello, il koala. Il panda. Il panda. Ma no, chi lo disse? Dice, secondo me è impappaiato. Io ero arrivato a questo punto, disse, vuoi vedere che chi se mi sparano un coppo di persone? Scambiandola per un volatile. Scambiandomi per un volatile. Per un volatile. Ci si senta, scusi, io. Quale animale? Sono un cristiano. E io non ci fare, chi è un cristiano? Se lo sentiste, parla. Tu diaghinci, carabinieri. Sì. Ma perché i pappagalli non parlano? Sì. È chiaro, pensavo che era un pappagallo. Anche i pappagalli parlano. Hanno chiamato la protezione animale. Giusto. Mi vinono a pigliare con furgoni che du grigio. Sì. Me ne tornai a casa insieme a 3 cani, 2 addini e un maiale scappato dalla masseria. Il signor Litterio Scalisi, grande.